Un'associazione che ha un po' di anni effettivamente, nasce a Bologna ma ormai è presente sul territorio a livello nazionale con diverse sedi. Avete di recente inaugurato la sede Patavina di Padova, comunque una sede logisticamente molto importante. Un'associazione che si occupa della tutela dei proprietari di immobili. Come mai questa vocazione ulteriore, magari legata anche alla sua professione, immagino? Sì, in effetti io sono un avvocato da molti anni ormai e Confabitare nasce a Bologna, ma ormai diciamo che è una struttura sviluppata in modo capillare in tutta Italia. Mancava la sede di Padova, nel Veneto esiste una sede a Venezia e una sede, diciamo, a Treviso. E la scelta da parte della direzione nazionale è stata quella di spingere sul Veneto, perché comunque nel Veneto ci sono molte proprietà immobiliari che hanno necessità di una tutela di vario genere, quindi di vari servizi. Parliamo dalla tutela legale a quella fiscale, a quella del commercialista, oppure le cose più semplici, per esempio le locazioni, le certificazioni collegate alle locazioni. Ecco, tutto questo... Quindi un sindacato. Esatto, è un sindacato dei proprietari immobiliari e terrieri. E io naturalmente ho accettato perché il progetto era interessante e nasce così la sede che abbiamo inaugurato all'inizio di giugno a Padova ed è anche, per scelta della direzione nazionale, la sede regionale. Io credo anche prestigioso, insomma. Sì, io credo che sia un servizio molto utile per i proprietari immobiliari e terrieri. Noi chiaramente siamo neofiti, ma abbiamo già una rete importante. Serve anche per rappresentarsi con le istituzioni, perché comunque noi dobbiamo anche rapportarci con le istituzioni per risolvere le varie problematiche all'interno della città. E quindi invito tutti di venire nella sede di Padova, proprio che è in via per Marsiglia. farsi anche un'idea. Tra l'altro adesso è un momento anche particolare da un po' di tempo di ripresa del valore immobiliare, quindi gli immobili hanno avuto una rivalutazione. C'è il discorso anche di nuove costruzioni, demolizione eccetera, c'è il discorso dell'ecobonus, ci sono tanta carne al fuoco relativamente, oltre che alla tassazione che è implacabile comunque e non va a tutelare naturalmente chi fa gli investimenti immobiliari, per cui ci troviamo in un paese un po' particolare da questo punto di vista. Sì, infatti l'idea era proprio quella, cioè di tutelare, di aiutare i proprietari immobiliari rispetto alle varie questioni. Questo è un momento storico complesso. Ultimamente sono diversi momenti storici complessi, sì, ma insomma e devo dire che infatti sono già venuti, non ho detto dov'è la sede, comunque è in piazza dei Frutti ecco, noi siamo sempre aperti, quindi il proprietario immobiliare può venire e chiedere appuntamento anche con tutti gli esperti del settore. Lo scopo è proprio quello di aiutare i proprietari immobiliari a Padova. A Padova ci sono tanti immobili, tra l'altro poi l'italiano investe molto sul mattone, a differenza degli altri paesi in cui si va un po' più in affitto piuttosto che sulla proprietà immobiliare, e quindi io confido che sia un servizio molto utile, molto importante per anche la cittadinanza. Si sono sbloccati gli sfratti, l'esecuzione degli sfratti? Che è stata bloccata in tempo fa, so che era veramente una cosa abbastanza difficile, sì, da sostenere. Sì, sono sbloccati un po' rispetto a prima, qualche anno fa, un paio di anni fa, erano tutti bloccati, però la questione degli sfratti è molto, molto complessa e anche la procedura non è poi così snella. E quindi anche questa è una materia che va valutata con attenzione. E che seguite, insomma, quindi certo, chi ha queste problematiche. Sì. Quali sono le problematiche che incombono maggiormente sui proprietari di immobili? Beh, abbiamo detto un po' prima, no? Anche quelle della tassazione, tutte le problematiche che riguardano la questione burocratica o per esempio anche le certificazioni collegate alle locazioni, anche questo noi facciamo le certificazioni collegate alle locazioni, questo è molto importante ed sono un numero importante di proprietari immobiliari che danno in locazione a studenti, per esempio, gli immobili, noi certifichiamo. Quindi fate le certificazioni sì, da questo punto di vista? Sì. Beh, questo è importante perché effettivamente un'associazione che sia seria, presente sul territorio, che fa queste certificazioni evita
possibilità a tanti di riguardare nella rete, di cercare sul web, che poi magari sono certificatori terzi che non hanno magari tanta credibilità. Invece per quanto riguarda le certificazioni di classi energetiche delle abitazioni, che quella era un'altra questione. Quella è un'altra questione, ci stiamo adoperando anche per quello. Noi chiaramente creiamo una rete di professionisti che possano, io personalmente sulla certificazione delle classi energetiche non so nulla. Beh, un avvocato non può esatto, essere esperto anche in questo. Però no, abbiamo dei professionisti ad hoc che seguono questa attività. Che cosa la appassiona di più? L'aspetto legale o quello ormai diventato ambientale, marino, legato alla sua precedente? L'aspetto legale è sempre piaciuto, la mia formazione professionale è quello, io volevo fare l'avvocato quando avevo 6 anni, quindi è proprio una cosa che devo dire però che fare qualcosa per i nostri figli, per il futuro e dire anche ai miei figli guarda che faccio delle cose e facciamole insieme per salvaguardare l'ambiente, per me è impagabile. Quindi è fondamentale muoversi adesso, farlo adesso perché, come dicevamo prima, la sensibilizzazione va bene, ma bisogna fare nella pratica delle cose che ci aiutino noi, ma aiutino soprattutto loro e il nostro futuro. Secondo lei che cos'è che bisognerebbe fare anche a livello istituzionale? Che tipi di interventi? Perché poi quando non si fanno le cose c'è sempre un circolo, no? Adesso parliamo nuovamente di disastri ambientali, abbiamo visto la grande siccità che poi è provocata, cioè tutto ritorna, no? Poi le grandi alluvioni con tragedie incredibili, in realtà depauperamento dei mari. Sì, sono 1000 le cose che si potrebbero fare, però una cosa che le istituzioni dovrebbero fare subito, secondo me, andava di moda un po' e va di moda ancora adesso, una parola chiave che è la sburocratizzazione, però io faccio un esempio, noi ci assumiamo tutti i costi, portiamo gli scarrabili che sono dei grandi contenitori dove i pescatori mettono le reti da pesca, no? Noi le pesiamo, le portiamo dentro e le mettiamo dentro questo scarrabile. Per far mettere lo scarrabile tutto a spese nostre della fondazione, e devi parlare col comune, con il porto, col mercato. È della fondazione, paga la fondazione, però deve comunque chiedere autorizzazione. Ma è una cosa incredibile e ci si mette un sacco e si perde anche molto tempo. Tutto tempo perso che invece si potrebbe diciamo, utilizzare per fare quello per cui in questo caso la fondazione si adopera, quindi recuperare le reti. Questa sarebbe un piccolo passaggio chiave però per velocizzare tutte queste attività, perché c'è tanta gente che vorrebbe mettersi in gioco e tanta gente che vorrebbe fare qualcosa per ma immagino, ma anche adesso penso, se opportunamente fatti crescere gli addetti ai lavori del settore pesca, che per necessità hanno magari anche del tempo a disposizione, perché abbiamo parlato anche tempo fa della riduzione delle giornate di pesca, eccetera, avevo parlato anche con alcuni. C'è un lavoro di intensità diversa, portare a frutto questa loro esperienza con un riconoscimento, per carità, però potrebbe essere una cosa importante, perché effettivamente tutto ritorna, no? Cioè, se tu fai del male all'ambiente per il quale tu vivi e lavori, poi non ti dà più risultati. È assolutamente così, sembra un discorso semplice ma è proprio così. Insomma, abbiamo visto anche ultimamente qual è la situazione. Prima leggevo un articolo che una delle cause per cui c'è stato disastro nelle Marche era un aumento della temperatura del mare. Noi facciamo il bagno nel mare Adriatico e diciamo ma fa un po' caldo, poi guardiamo 2-3 gradi in più, ma si sta bene, ma 2-3 gradi in più per un mare. Pensiamo ai 2-3 gradi in più per noi, se invece di avere 36,5 abbiamo 39,5 o 40, come stiamo? Quindi questo è un esempio banale, ma per far capire che quando parliamo di 2 gradi in più nel mare è un disastro per tutti, sì, per i pesci, per il mare, ma per noi è un disastro. Infatti, di questa fondazione è venuta in mente, ma opera soltanto attraverso la sua longa manus, perché lei si occupa in Italia, quindi cominciando con il discorso di Chioggia, oppure un discorso mondiale? Perché questo problema penso che, lei me lo diceva fuori onda, visto a livello piccolo del peschereccio ti si stregge il cuore. Immagino, vedendo i grandi pescherecci poi a livello di baleniere e quant'altro negli oceani, no? Cosa può succedere?
Che tipo di azioni? La fondazione ha lo scopo proprio, ha già aperto, diciamo, la sua attività anche in Germania, l'equivalente, c'è un mio alter ego in Germania e anche in Francia, e adesso si sposterà anche in Spagna. Quindi c'è una sensibilità europea per il momento? Sì, c'è una sensibilità europea, sì. Bisogna sì, che cresca però, sì, assolutamente. sì. Certo che il Mediterraneo, proprio per la sua, per come è configurato, per la sua profondità, che è diversa rispetto al mare del nord, è più soggetto a questo tipo di problematiche. problematiche. Quindi però non riuscite a coinvolgere tipo la Croazia e i paesi... È sempre più complesso lì, è sempre un po' più difficile arrivare di là. È sempre più E come hanno reagito alla sua attività di diffusione le altre autorità gli altri porti? Perché non sono le autorità portuali. Ci stiamo muovendo proprio adesso, noi abbiamo siamo già diciamo, occupato il Veneto, per così dire, nel senso che siamo stati a Caorle, a Pila, a Scardovari, quindi diciamo nei porti più vicini, abbiamo rapporti con i porti della Liguria e adesso lo scopo sarà proprio quello di spostarsi in tutto il resto dei porti, costa adriatica, e risalire per quella tirrenica. Questo progetto che avete con l'Università di Padova dovrebbe dare dei suoi risultati dopo quanti mesi? 6 mesi. Quindi tra 6 mesi voi avrete la certificazione, si spera, dell'attendibilità, poi però bisogna che venga utilizzato, quindi devono intervenire anche le istituzioni in qualche modo. Sì, nel senso che secondo lo studio preliminare che è stato fatto dall'università, l'idea sarebbe quella di arrivare a un 70% di efficacia di questo progetto. Che è già tanto. Cioè vuol dire che il 70% degli animali che prima morivano sopravvivono. Se così fosse il risultato sarebbe sicuramente molto positivo, meglio ancora se è di più del 70%, chiaramente. In quel caso noi puntiamo a rendere obbligatorio questo tipo di strumento. Per quello bisogna coinvolgere le istituzioni, poi il Parlamento per un provvedimento di legge di questo tipo. Incrociamo le dita. Allora, direttore, la ringrazio tantissimo, speriamo di rivederla presto per dare degli aggiornamenti, comunque anche io ci credo, per fare cultura e sensibilizzare, perché comunque le persone devono essere portate a conoscenza anche di queste attività che vengono svolte da associazioni, da fondazioni che hanno a cuore il beneficio di tutti. Poi le auguro buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. A voi cari telespettatori, grazie di averci seguito. La puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito come sempre. Scusatemi appunto per gli occhiali, ma ho problemi di vista in questo momento, non posso non tenerli. A presto domani.